Parla tifoso dell'azzurro. Siamo qui ancora una volta per portarvi le novità più interessanti dal nostro amato club. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Oggi parleremo di una delle nostre stelle, Matteo Politano. Si è distinto come uno dei giocatori più importanti e funzionali sotto il comando di Rudi Garcia. Con piena fiducia da parte del tecnico francese, Politano ha brillato in questo inizio di stagione, soprattutto sulla fascia destra. Con assist e gol è diventato un pilastro fondamentale della squadra. Ecco la grande novità: all'orizzonte c'è la possibilità di prolungare il contratto di Politano con il Napoli. Attualmente ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, però, il nostro presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando la possibilità di sedersi al tavolo per discutere di un prolungamento contrattuale che potrebbe aggiungere altri 3 anni al suo mandato. Naturalmente con questa proroga i valori contrattuali potranno essere adeguati. Politano, che attualmente guadagna circa 2 milioni di euro, può aspettarsi una revisione dello stipendio in caso di rinnovo. La buona notizia è che Politano ha espresso il piacere di restare al Napoli per gli anni a venire. Sembra felice qui e la sua volontà di restare è un'ottima notizia per tutti noi. Quindi i tifosi del Napoli hanno motivo di essere entusiasti della possibilità di trattenere il talentuoso Matteo Politano ancora più a lungo. Ci auguriamo che le trattative raggiungano un accordo vantaggioso per entrambe le parti e che si possa continuare a vedere Politano brillare con i colori del Napoli. Cosa ne pensate del rinnovo contrattuale di Politano? Lascia le tue opinioni nei commenti e condividi le tue aspettative. Restate sintonizzati per altre entusiasmanti notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre!